Sicuramente l'agricoltura vive un momento di transizione e di crisi dovuta alle dinamiche globali geopolitiche, dovute alla crisi climatica, ma i giovani agricoltori, si è visto negli ultimi anni, hanno una marcia in più per ciò che riguarda l'innovazione, la digitalizzazione, superfici medie aziendali doppie rispetto agli over 40, quindi c'è un panorama, un insieme di forze da mettere in campo non da poco, però purtroppo come giovani siamo ancora troppo pochi. Resta quello dell'accesso al credito e agli strumenti finanziari uno dei principali problemi, perché l'agricoltura è un settore che ha bisogno di capitali ingenti iniziali appunto per investire, per rinnovare le proprie aziende, che generalmente provengono da una tradizione familiare, quindi ancora resta bassa l'incidenza delle nuove aziende agricole nel contesto italiano ed europeo. Degli strumenti utili, oggi siamo qui con Ismea, sono sicuramente quelli di Più Imprese e del fondo di garanzia, come strumenti per agevolare il rapporto tra i giovani imprenditori e gli istituti di credito. Sappiamo l'agricoltura per sua struttura non è un settore, diciamo, che ispira particolare fiducia agli istituti di credito, non abbiamo obbligo di bilancio, insomma gli aspetti sono diversi, ma nella partnership pubblico-privato con l'aiuto di Ismea e naturalmente col ruolo delle nostre organizzazioni di rappresentanza, non solo Giovani di Confagricoltura ma Casa Madre Confagricoltura, possiamo essere in grado di creare dei percorsi virtuosi.